Questo libro si intitola Amor Fati ed è un libro sul destino, è una riflessione sulla vita tra caso e destino. È uno di quei temi che all'apparenza sembra di tratto solo filosofico o religioso, ma poi in realtà è il tema del giorno, cioè nel senso che tutti noi ci chiediamo se tutto quello che ci accade è un fatto casuale o se appartiene a un disegno, se c'è una logica, se resta una traccia di noi. Quindi io credo che parlare del destino oggi significa un po' parlare di noi, del nostro futuro, del nostro passato, fare i conti con le nostre radici, con la nostra identità e con ciò che ci aspetta. Quindi è una riflessione proprio sulla condizione umana. Direttore Mauro Mazza, ben arrivato qui a Pordenone Pensa, insomma ci fa piacere anche perché lei arriva da una serie di risultati davvero notevoli. In effetti il mio pensiero è che spesso le persone riescono a fare la differenza anche in televisione. Sì, le persone, il lavoro, la fatica, l'impegno e un po' di fortuna, perché non tutte le cose che si vorrebbe andassero bene riescono poi secondo i nostri desideri. È stata una stagione di successi per la Rai 1 in particolare, ed essendo il mio primo anno ho avuto la conferma, vivendola giorno per giorno, di quanti bravi professionisti possegga la Rai e che troppo spesso erano stati accantonati o non valorizzati. Ecco direttore, lei ovviamente viene da un'esperienza di grandi risultati che erano prima nel TG2 e ha portato probabilmente la sua grande esperienza e anche il suo grande modo di fare professionale, diretto, portando ad esempio anche quello che è stato il successo di Sanremo in Rai 1 e in effetti si vede il cambio. Io mi sono messo nella posizione dello studente che deve imparare tante cose, quindi ho parlato con le persone che ne sapevano molto più di me in questo campo, che per me era nuovo, sì, lo vivo da telespettatore, da frequentatore di teatri, di cinema, da lettore di libri, ma non dall'interno. Posso aver portato l'esperienza di oltre 30 anni di giornalismo, che significano soprattutto la curiosità e la rapidità di decisione, perché in un telegiornale si è obbligati a scegliere un titolo in tempo reale, in pochissimi minuti. Quindi se c'è da prendere una decisione non sto lì a pensarci più di tanto, ci pensiamo quei 10 minuti e poi ci buttiamo e se va bene poi brindiamo a champagne. Col digitale cambieranno tante cose? Stanno già cambiando in tutte le famiglie italiane, nelle regioni in cui già è venuto lo switch off, si vede soltanto la TV digitale. Molti pensavano che questo processo sarebbe stato più rapido, più veloce, cioè che in poco tempo i canali generalisti, i 3 della Rai, i 3 di Mediaset più la 7, sarebbero stati prosciugati negli ascolti. Questo in parte sta avvenendo, ma resistono soprattutto i 2 canali principali, Rai 1 e Canale 5. Posso dire soprattutto Rai 1, che ha sostanzialmente gli stessi ascolti di 4 anni fa. Quindi significa che l'erosione c'è, la TV sta cambiando giorno dopo giorno, però Rai 1 è ancora riconosciuta da moltissimi anni come il proprio canale di riferimento e questo ci assicura un futuro di impegno e di responsabilità anche per qualche anno ancora. Io le faccio i complimenti direttore perché le aveva promesso che sarebbe tornato a Pordenone, è un uomo che mantiene la parola e soprattutto anche perché è un buon gustaio. Noi aspetteremo anche a Pordenone non solo per un convegno, che sicuramente è importante, ma anche per mangiare qualcosa. Assolutamente, ma lo farò anche in queste ore di mia permanenza a Pordenone. Sono venuto non per quello, ma con un motivo in più, e si mangia molto bene, si sta bene con gli amici. Grazie della visita direttore, grazie. Tony Capozzo a Pordenone Pensa è un po' come essere a casa, insomma, si gioca un po' in regione, si gioca un po' vicino a quello che è il Friuli, no? Sì, per me è sempre un ritorno alle origini, alle radici, no? E quindi un piacere intimidito, perché hai sempre paura che, come succede a tutti quelli che sono lontani, che torni, che qualcosa è cambiato, quindi ti guardi circospetto, c'è sempre il timore che un vecchio locale abbia chiuso, però poi quando vedi che insomma bene o male tutto continua a somigliare prima è confortante. Terra ormai è diventato un punto di riferimento televisivo importantissimo, però è un grande merito forse anche il fatto che tu sei riuscito a mantenerlo con lo stile che è iniziato insomma tanti anni fa. Se è così io ti ringrazio, ma vuol dire che è il momento di mollarlo. Io sono convinto che bisogna mollare le cose quando vanno bene, no? Non aspettare 10 anni, sono tanti di impegno. Qualche volta penso forse è il caso di smettere quando le cose vanno bene, di provarsi a fare qualcos'altro. Tu sei un giornalista veramente di quelli che ha vissuto sia
come inviato, sia come anche inviato anche locale, quindi è passato un po' tutto quello che è stata la tua esperienza giornalistica tra il mondo e l'Italia. Però in questo momento, dalla tua lunga esperienza, cos'è la televisione per te? È un modo di fare giornalismo che ha con sé la forza dell'immagine, nei servizi così, quelli di approfondimento, anche la forza della musica e ovviamente quello della parola pronunciata, non della parola scritta. E non so, quello che è la pista del circo per un domatore o il campo di calcio per un calciatore, insomma è casa mia la televisione. Però mi piace anche scrivere, insomma, è un'attività più solitaria, insomma in qualche modo un po' più intima, perché in televisione non sei mai da solo, no? Sempre, anche adesso siamo in 3. Quanto importante è ai tempi d'oggi pensare, proprio in virtù anche di Pordenone pensa con la propria testa? Ma io dico che bisogna pensare con la propria testa, cercare di non pensare quello che gli altri ti dicono di pensare, è decisivo, no? E se uno ripensa a quando era bambino, è il primo passo che ti fa diventare adulto, no? Quando tu incominci a pensare e ancora non hai la libertà di scegliere, perché giustamente sono i tuoi genitori che scelgono per te, però quando tu cominci a pensare, a dire le tue prime opinioni o almeno a sentirle dentro di te, allora pensare è una grande fortuna oltretutto, perché non ti annoi mai se sai pensare. Gioachino Bonsignore, insomma, presente anche tu qui a Pordenone Pensa per un evento gastronomico che proprio ha tutto buon gusto. Sì, è stato presentato un libro di ricette che è molto particolare, devo dire che a me mi ha colpito molto, ce ne sono tantissimi in giro, però quando sono questi libri che traggono la loro ispirazione dalle storie di famiglie antiche, ricette che vengono dal passato, dalla memoria, dalla tradizione, sono sempre meravigliosi da sfogliare. Devo dire che questo qua ha trovato tutto il mio apprezzamento e il mio consenso, perché era veramente fare un tuffo in un mondo che non esiste più purtroppo. Ecco, possiamo dire che in questa occasione, fra l'altro proprio di questo evento organizzato qui al Castello di Porcia da Pordenone Pensa, come sempre c'era un parterre nutrito di gente. Il tuo feeling qui col pordenonese sta riscoprendo un grande consenso. C'è la cultura, si parla di argomenti d'attualità, ci sono i libri, non si mangia e si beve, o come si dice a Roma, si mangia e si beve solo per il gusto di farlo, ma con una mediazione culturale che in qualche modo racconta anche quello che mangiamo e quello che beviamo, e quindi in qualche modo c'è anche il racconto del territorio. Senti, mi hai fatto una confidenza, ormai in effetti ci conosciamo da tempo, in arrivo sul gusto alcune novità, no? Sì, insomma, stiamo pensando di dare più spazio alla realtà del vino in Italia, dell'enologia, perché abbiamo visto al Vinitaly c'è una grande voglia da parte di tutti i produttori italiani di rimettersi al lavoro duramente, non che abbiano smesso di lavorare, ma c'è stata una crisi economica molto forte, il mondo del vino ne ha sofferto, abbiamo deciso di offrire loro un nuovo spazio per poter in qualche modo raccontare il loro lavoro e il grande sforzo che si fa attorno a questo mondo, che peraltro nella bilancia dei pagamenti italiani conta molto. Quindi stiamo parlando di vino che sembra un argomento così banale, però quando vediamo i fatturati e anche quello che conta nel PIL del nostro paese ci rendiamo conto che sono anche molti posti di lavoro. Pordenone Pensa non vede solo come protagonisti i giornalisti, gli inviati, gli autori, ma vede anche gli artisti della musica. Chi meglio di Angelo Branduardi poteva essere qui come testimonial per un appuntamento proprio in questo percorso di Pordenone Pensa. Ben arrivato Angelo, è un piacere incontrarti. Insomma, io ti definisco l'oracolo poetico della musica italiana. Io sono musicista innanzitutto, non sono un paroliere, non sono un poeta, questo lo è più mia moglie, che scrive con me a 4 mani i testi, ma io sempre ridendo dico che lei ne ha 3 di mani. Quindi io sono essenzialmente un violinista, lo sono da quando avevo 5-6 anni, questa è la mia vita. Tu Angelo, però in tutti questi anni sei sempre rimasto te stesso, hai sempre tracciato una linea, non hai mai cavalcato né mode né tendenze. È perché io non ho volontà, cioè io faccio solo le cose per istinto e per piacere. Quello che mi viene è quello che mi piace, rubo la marmellata che mi piace di più.
Per cui non ho meriti, è semplicemente così. Sono nato così, non posso deviare da un cammino che io reputo interessante per me e soprattutto molto molto pieno di soddisfazione. Mi raccontavi che però tu sei stato uno che si è laureato giovanissimo, no? Sì, io mi sono diplomato in violino che avevo 15 anni e mezzo, poi ho fatto tanti lavori nel campo musicale, suonando nei dischi un po' di tutti, come session man, e soltanto per caso, non ricordo nemmeno perché, ho cominciato a cantare, forse le tempeste ormonali dell'adolescenza. Bene, si conclude qui questo nostro excursus in questo appuntamento di Pordenone Pensa. Non potevamo concludere in miglior maniera insieme a Angelo Branduardi, Fabrizio Nolis e perché no anche Angelo Branduardi, che frequenta questo territorio con molto piacere. Vi dà appuntamento al prossimo anno per la terza edizione di Pordenone Pensa. Ciao!